Si è insediato oggi ufficialmente il nuovo prefetto di Agrigento e Salvatore Caccamo darà priorità alle esigenze dei cittadini e alla sicurezza. L'ex assessore agrigentino Luigi Gentile sarà risarcito per ingiusta detenzione nell'ambito dell'inchiesta Ciapi, dove fu a suo tempo coinvolto. Operazione di polizia per mafia appalti a Trapani, diversi gli arresti a Messina, la Guardia di Finanza scopre una truffa sui bonus edilizi per oltre 2 milioni di euro. Iniziativa all'IPA Fermi di Aragona per l'AIDS e all'AIDS. A Leonardo si ricorda oggi la giornata dei diritti umani, incontro con i vertici dell'ASP sulla salute, la prevenzione e la cura. Iniziano le manifestazioni natalizie a Realmonte, acceso l'Arbolo, a Catania, inaugurato il villaggio di Natale. Presentati ieri a Naro i risultati del progetto ASPAS sull'asparago, finanziato nell'ambito della misura 16.1 del PSR. Nuovo acquisto in casa Agregas per l'Altore Favarin e Luca Di Modugno, difensore. Buongiorno, benvenuti con il nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi 10 dicembre, martedì. Si è insediato stamani il nuovo prefetto di Agrigento e Salvatore Caccamo, che ha sostituito Filippo Romano. Tra le priorità indicate dal nuovo prefetto quella di ascoltare le esigenze dei cittadini, interlocuzione con gli enti locali, i sindaci, il problema dell'acqua, della cultura e in particolare la sicurezza. Ha seguito per noi l'evento il collega Giuseppe Moscato. Le priorità sono quelle che tutti sappiamo, quindi crisi idrica, primo fra tutti, la sicurezza, perché la sicurezza urbana a mio avviso è anche una delle priorità di questo territorio. La mia intenzione è quella di predisporre subito una pianificazione che vedrà coinvolti i primi cittadini. Li incontrerò in questi giorni. Quindi avrò una interlocuzione con loro sia per quanto riguarda, come ho detto, in termini di sicurezza dei propri territori e in secondo luogo capire quali sono le criticità che vivono le collettività locali. L'obiettivo che io mi prefiggo è di mettere in primo piano il cittadino. Il cittadino deve essere colui che non solo deve essere protagonista del proprio territorio, contribuendo con gli apparati istituzionali in termini collaborativi, ma soprattutto deve essere colui che non va penalizzato, non deve essere il terminale di una rete che sul territorio non tenga in considerazione delle esigenze delle collettività, quindi il cittadino in primo luogo. Non mi stancherò mai di ripeterlo, tutta l'azione interistituzionale deve essere rivolta affinché nei territori urbani si possano vivere condizioni serene e dignitose da parte delle comunità. Quindi questo è uno degli obiettivi che io mi sono prefissato e che ovviamente per poterlo raggiungere devo necessariamente avere una interlocuzione diretta con i sindaci. L'apparato interistituzionale comprende anche, come sapete bene, anche le forze di polizia e l'autorità giudiziaria in termini di sicurezza dei territori. Farò in maniera tale che lo scambio informativo con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia sia costante affinché si possano individuare le problematiche e anche così pianificare le misure da adottare sul territorio. Io tra l'altro, per mia abitudine, mi reco presso i comuni, giro parecchio proprio perché voglio sentire dai territori quali sono le problematiche che vivono quotidianamente. Questo mi consente, di apprendere proprio in prima battuta le criticità e soprattutto fare in maniera tale di recarmi anche con rappresentanti delle forze di polizia
e adottare anche con immediatezza quelle misure che necessitano per garantire innanzitutto una cornice di sicurezza delle comunità locali e in secondo luogo intravedere delle misure che possano, come ho detto, andare a beneficio della serenità e della convivenza regolare e soprattutto garantire quella convivenza civica che è alla base della nostra azione quotidiana. L'ex deputato e assessore regionale agrigentino Luigi Gentile, originario di Raffadali, sarà risarcito per ingiusta causa detenzione nell'ambito dell'inchiesta Ciapi. Il politico agrigentino era stato arrestato 11 anni fa e aveva trascorso 15 giorni in carcere e 76 ai domiciliari, poi l'assoluzione definitiva. Per questo motivo la Corte di Appello di Palermo aveva stabilito un risarcimento pari a 11.555 euro, riconoscendo nello specifico 235 euro per ogni giorno trascorso in carcere e 118 per quelli passati ai domiciliari. Gentile ha però ricorso in Cassazione, ritenendo che la cifra dovesse essere maggiore alla luce della quantificazione di ulteriori danni. I giudici Ermellini hanno accolto l'istanza, rinviando alla Corte d'Appello la decisione. Bisognerà prendere in esame tutte le allegazioni in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale, esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova anche sulla base del fatto notorio o di presunzione di dette conseguenze. Mafia, appalti gestiti da boss, eseguiti arresti nel Trapanese. L'operazione condotta dalla Polizia di Stato. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Un plico contenente bobine di nastro magnetico relative all'intercettazione telefonica, così c'è scritto nell'etichetta. Dal passato riemergono le intercettazioni di un filone dell'indagine, mafia e appalti. Ci sono le firme, i sigilli, i timbri dell'epoca. Sono state rinvenute a Palermo le registrazioni della procura di Massa Carrara, che nel 1991 svelarono le infiltrazioni della mafia corleonese nel gruppo Ferruzzi, l'avanzata nel ricco nord della Cosa Nostra di Totorina. Riemergono così dal passato, dimenticate negli archivi del Palazzo di Giustizia di Palermo, dove erano arrivate nel 1998. Sono in totale 39 bobine di intercettazioni telefoniche disposte fra aprile e dicembre del 91. Già allora emergeva il ruolo dei fratelli Nino e Salvatore Buscemi e di Francesco Bonura, costruttori mafiosi palermitani, diventati poi padroni della IMEG e della SAM, due imprese del gruppo di Raul Gardini. Una parte dell'inchiesta finì così a Palermo. Il sostituto procuratore Lama a fine agosto del 91 scrisse ai colleghi palermitani che nel giugno del 92 archiviarono poi l'inchiesta. Normale, rapporti commerciali, fu la conclusione. Quelle intercettazioni sarebbero arrivate poi 6 anni dopo. Il fascicolo principale del lavoro di Lama con le intercettazioni disposte da Massa Carrara fece il giro di 3 procure: Lucca, Firenze e Roma. C'erano riferimenti agli affari della mafia, ma anche ai politici e agli imprenditori nazionali, materiale che secondo lo stesso Lama avrebbe dovuto provocare un terremoto politico-giudiziario. Nulla però di tutto ciò avvenne. Nel 98, 6 anni dopo l'informativa scritta da Lama ai colleghi palermitani, le 39 bobine di intercettazioni furono spedite alla Procura di Palermo per essere utilizzate in una indagine di mafia. La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, le ha ritrovate grazie al lavoro dei finanzieri. Le bobine sono un pezzo fondamentale della nuova inchiesta sulla strage di Via D'Amelio. Paolo Borsellino, proprio come Giovanni Falcone, stava lavorando al dossier mafia appalti, preparato dai carabinieri della ROS, di cui le infiltrazioni nelle cave di marmo in Toscana erano la genesi. I militari del raggruppamento scientifico fonico stanno adesso riascoltando le intercettazioni, digitalizzando il contenuto delle bobine stesse. Truffa sui bonus edilizi per circa 2,2 milioni di euro, misure cautelari per i rappresentanti di una società e di un intermediario. L'operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza di Messina. I colleghi.
In data odierna il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina sta eseguendo un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui è stato disposto un provvedimento di sequestro preventivo di crediti d'imposta inesistenti per un valore di circa 1,6 milioni di euro, ceduti ad un intermediario abilitato da una società barcellonese operante nel settore delle costruzioni. Al contempo si è proceduto al sequestro per equivalente del profitto dei reati tributari di omesso versamento di ritenute ed IVA posti in essere dalla medesima impresa per ulteriori 640.000 euro. Le investigazioni condotte nel settore dell'indebita percezione di buoni edilizi, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sono scaturite dalle risultanze di una verifica fiscale condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, che ha portato alla scoperta di un meccanismo fraudolento, appositamente ideato per beneficiare indebitamente delle agevolazioni introdotte dal Decreto Legge 34 del 2020, cosiddetto decreto rilancio. Più in dettaglio, gli approfondimenti ispettivi hanno riguardato la genuinità degli interventi eseguiti dalla società per il recupero del patrimonio edilizio nei confronti di privati cittadini. Dopo approfonditi riscontri, le Fiamme Gialle peloritane hanno ricostruito un collaudato schema illecito così articolato. Parte dei committenti, parenti o comunque soggetti legati al legale rappresentante dell'impresa verificata, dopo aver concordato con la società appaltatrice il cosiddetto sconto di fattura, presentavano false comunicazioni attestanti l'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario o postale parlante delle spese sostenute per i lavori edilizi, inducendo gli uffici finanziari in errore e consentendo all'impresa che ha eseguito i lavori di beneficiare di un indebito vantaggio conseguente alla monetizzazione dei crediti d'imposta correlati ad agevolazioni del tipo bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazione. Tali condotte, poste in essere dal legale rappresentante della società verificata in concorso con le persone fisiche committenti, rappresentando un valore dei lavori eseguiti non giustificato da pagamenti tracciabili, hanno consentito di monetizzare indebitamente crediti d'imposta per circa 1,6 milioni di euro, interamente ceduti agli intermediari finanziari. A ciò si aggiunge la circostanza che la società barcellonese aveva maturato un'esposizione debitoria nei confronti dell'erario, costituita da IVA e ritenute previdenziali non versate, per un importo di oltre 640.000 euro, ricompenso nel provvedimento di sequestro in quanto profitto della frode fiscale. Si precisa che il decreto di sequestro in argomento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e pertanto gli indagati sono da presumersi innocenti sino alla sentenza di condanna definitiva, che ne accerti la responsabilità all'esito del giudizio che si svolgerà nel contraddittorio con la difesa davanti al giudice terzo ed imparziale, giudizio che si potrà concludere anche con la prova dell'assenza di ogni forma di responsabilità. All'Ipia Fermi di Aragona si è discusso oggi di tematiche importanti come quelle dell'azione sangue e degli organi con rappresentanti dell'associazione ADAS e AIDO. Tra le testimonianze particolarmente toccante quella della mamma di Sofia Tedesco, prematuramente scomparsa per un incidente stradale, che ha parlato della sua esperienza personale e di come si è arrivati alla decisione di espiantare gli organi della figlia in favore di altri malati che ne avevano bisogno. Le interviste. Oggi un interessante incontro con i rappresentanti di AIDO e ADAS per fornire le informazioni necessarie agli alunni per la donazione. Sì, oggi è un importante incontro con queste due associazioni. Il percorso fa parte di un progetto di educazione alla salute che ogni anno noi come Istituto Fermi proponiamo ai nostri ragazzi. Il progetto mira a sensibilizzare questi ragazzi sia dal punto di vista della formazione che dell'informazione su un appuntamento così importante qual è quello della donazione. I ragazzi devono responsabilizzarsi e capire che anche loro nel loro piccolo possono contribuire a salvare tante vite umane. E questo è l'obiettivo dell'Istituto Fermi. Ciò si inquadra anche in un discorso di Open Day tra le tante iniziative che
la scuola organizza anche in vista del prossimo anno scolastico? Sì, esatto, questo è uno dei tanti progetti che l'Istituto porta avanti all'interno della propria offerta formativa. Come sappiamo, a breve ci saranno le iscrizioni dal giorno 8 di gennaio fino al 31 e la scuola si apre al territorio. Quindi faremo 2 giornate di Open Day, le ultime 2 domeniche di gennaio, dove i ragazzi potranno venire a conoscere l'offerta formativa del nostro istituto. Tra l'altro il nostro istituto è un istituto che è radicato sul territorio, è un istituto che evidentemente ha formato negli anni tantissimi professionisti e quest'anno addirittura si aggiunge una chicca a questa nostra formazione, perché con un accordo che è stato siglato tra l'assessorato della Regione Sicilia e l'USR, anche noi come istituto possiamo rilasciare i famosi corsi OSSI, che sono dei corsi che sono spendibili immediatamente nel mondo del lavoro. Quindi i ragazzi e le ragazze che frequenteranno il corso dei servizi alla sanità al 5º anno potranno, oltre al diploma, poter spendere anche questo titolo. Parliamo di questa iniziativa che l'ADAS di Agrigento sta facendo oggi all'Istituto Fermi. Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Gli obiettivi sono quelli di divulgare il dono del sangue, perché ancora ci sono molti muri da battere, e anche donare anche organi. Sono 2 iniziative che vanno a braccetto. Sono molto importanti perché noi ci rivolgiamo ai ragazzi maggiorenni, perché molti non sanno come viene fatta una donazione e che destino ha questo sangue. Quindi c'è una consapevolezza da parte dei giovani, lei ha riscontrato in questo breve lasso di tempo una consapevolezza, o c'è, diciamo, un po' ancora da lavorare tanto? Per alcuni sì, per altri c'è ancora molto da lavorare. Quindi la vostra azione è finalizzata? Sì, al dono del sangue e anche di fare anche prevenzione, perché nel momento in cui parliamo di dono di sangue facciamo anche prevenzione, perché spieghiamo chi può donare il sangue, quali sono le patologie che non permettono di poter donare, quindi facciamo anche prevenzione nelle scuole. Ecco, lei è la mamma di Sofia Tedesco e ha dato la sua testimonianza, una testimonianza molto forte, qui agli alunni dell'Ipia Fermi, per donare gli organi. Allora, perché è importante donare gli organi? Allora, noi con la nostra associazione, il gruppo AIDO, intitolato a Sofia Tedesco e a Giuseppe Amico, andiamo ovunque, nelle scuole, nelle strade, non ci spaventa il caldo, il freddo, la pioggia, per portare un messaggio importantissimo che è quello della donazione di organi. Dietro una donazione si salvano moltissime persone. Noi battiamo su soprattutto un punto, quello dell'accertamento della morte cerebrale, perché il problema è questo: molte persone purtroppo, non sapendo quello che c'è dietro, hanno paura. Non dovete avere paura, perché noi purtroppo ci siamo passati personalmente. Se non c'è morte cerebrale accertata da un'equipe, in più anche dalle equipe che vengono a prelevare gli organi, non si fa il prelievo di organi. Noi non ci fermeremo, noi con la nostra famiglia, ma anche con il gruppo, finché avremo battito nel cuore e aria nei polmoni, noi andremo avanti, contro purtroppo anche l'ignoranza della gente, ma noi siamo sempre pronti a dare tutte le spiegazioni, a rispondere a tutte le vostre domande. Però donare vita, donare amore, donare speranza, dobbiamo solo pensare a una cosa: e se avessi io bisogno di un organo, cosa farei? E nell'ambito della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Liceo Linguistico Leonardo ha organizzato un convegno dal tema Diritto alla salute, dalla prevenzione alla cura, con la partecipazione di diversi esponenti dell'ASP di Agrigento. Le interviste. Oggi Giornata Mondiale dei Diritti Umani, qui i rappresentanti dell'ASP di Agrigento per parlare del diritto alla salute. Sì, oggi abbiamo scelto di celebrare il 10 dicembre accendendo dei riflettori sul diritto alla salute, intesa proprio non come assenza di malattie, ma come benessere psicofisico e mentale dell'individuo. Credo sia molto importante per dei ragazzi dell'età di quelli del nostro liceo, perché è importante che comprendano quanto essere informati sulla salute
prevenire, partecipare ed essere attivi nella tutela della salute sia compito precipuo di ogni cittadino e quindi è necessario formarli in questo senso. Approfittando della celebrazione della giornata dei diritti umani, io ritengo che oggi i nostri ragazzi possano avere il privilegio di ascoltare i referenti dell'ASP su tematiche molto importanti. Oggi è la giornata mondiale dei diritti umani, con l'ASP qui al Liceo Leonardo per parlare di un tema importante quale è quello della salute. Sì, oggi abbiamo accolto con grande piacere l'invito della preside, della dottoressa Pilato, di venire qui a partecipare a questa giornata importante per mettere maggiore attenzione sul focus di quello che è il diritto alla salute. I diritti umani sono tanti, ma fondamentalmente il diritto alla salute è un diritto che oggi vede l'attenzione particolare dei governanti, del nostro governo, e soprattutto lo viviamo giornalmente con la situazione di questo momento migratorio che abbiamo qua. È importante, secondo noi, di sensibilizzare i ragazzi a questo spirito di solidarietà, a capire e soprattutto a conoscere quello che è il vero diritto alla salute, perché è un momento della Costituzione italiana che ci ha fatto salire un gradino sopra rispetto alle altre istituzioni, alle altre Costituzioni mondiali, e che è servito da esempio anche per le altre Costituzioni. Per cui, ripeto, oggi non voglio andare in quello che è un momento di demagogia o altro, ma ripeto, è veramente importante che i ragazzi, le nuove generazioni, capiscano e sentano quello che è il momento cruciale del diritto ai diritti umani, appunto, che è il diritto alla salute. Voi fate un lavoro di informazione molto mirato, è presente nelle scuole, nelle strutture mediche, nelle strutture ospedaliere, diciamo, un'azione importante, no? Sì, sì, noi partecipiamo sempre in maniera coordinata e continua con tutte le istituzioni scolastiche, con le nostre articolazioni. Fondamentalmente noi lavoriamo moltissimo con i consultori familiari che danno quella forma di educazione e di conoscenza non solo di quelle che sono le malattie sessualmente trasmissibili, ma anche di quelli che sono i diritti, ancora ritorniamo, dei giovani, delle donne, entriamo in quello che è la tutela in un momento storico che vede molti femminicidi, esserci come prevenzione anche un momento di accoglienza a livello del consultorio, con le tossicodipendenze, la conoscenza di quelli che sono i trabocchetti che possono essere vissuti soprattutto dai giovani, che sono la fascia in fase di costruzione e che necessita di questo particolare aiuto. E siamo, ripeto, sempre presenti in tutte le iniziative, anche per le strade. Abbiamo visto poco tempo fa, abbiamo partecipato a quella che era un'iniziativa sul diabete. Qui in questo liceo siamo venuti a fare un'attività assolutamente sensibilizzante, facendo intervenire anche delle esperienze di malati che sono quelle che fanno capire meglio ai giovani, alle giovani generazioni, quelle che sono le refluenze di una patologia. Al via a Realmonte le iniziative in vista del Santo Natale con l'accensione dell'albero, le interviste al sindaco e gli altri protagonisti. Quest'anno abbiamo acceso l'albero di Natale con una piazza gremita di gente, di ragazzi, delle loro famiglie, con le associazioni, la scuola, la parrocchia, le istituzioni civili e militari appunto, e con tutta l'amministrazione presente. Io per questi lavori ringrazio sempre i dipendenti, gli amministratori che si sono prodigati, che si sono impegnati a realizzare un calendario che sia in linea con un territorio che ogni giorno cresce sempre di più, che è la città della Scala dei Turchi, che è l'emblema di una Sicilia bella, pulita nel mondo e che vuole essere sempre più nella strada della bellezza. Io ringrazio ovviamente tutti coloro i quali hanno partecipato, le uncinettine, le ciffine, le varie associazioni, la FIDAPA, la scuola, la chiesa, l'ho detto prima, che con uno spirito di squadra, di collaborazione massima con le famiglie e i ragazzi hanno consentito
sentito un'accensione che è un segno, vuole essere un simbolo di speranza e di bellezza. C'è un decoro che è una strada che sale verso il cielo e dove c'è una stella, la stella che è una luce, ribadisco, di speranza e di bellezza in un Natale in divenire, dove quest'anno siamo alla seconda edizione, ci sarà la sagra Beggia Sicilia dal 17 al 19. Questo perché il territorio di Realmonte l'amministrazione lo promuove con la sua bellezza, con i suoi prodotti, con una identità forte che c'è, che va trasferita alle nuove generazioni che sono il nostro presente, ma saranno la classe dirigente del domani, quindi sono il nostro futuro. A loro la massima attenzione, la massima delicatezza e la dolcezza. Dicevo prima che vuole essere un albero pieno di luci la speranza. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato una panchina rossa con le CFine. Questa panchina rossa è stata posizionata di fronte al Mediterraneo, perché a Realmonte pensiamo fortemente che ancora purtroppo ci sia molta prevaricazione di tipo maschile che tante volte sfocia in atti di vera e propria violenza. Ecco, questo albero vuole dire anche no alla prevaricazione, non alla violenza di genere, no a tutti quegli atteggiamenti che non sono sicuramente in linea con un futuro che passa attraverso la legalità, che passa attraverso la cultura, che passa attraverso una vera crescita di tipo anche socio-economico. Quindi ancora una volta nel 2024 con questa piazza bellissima, con tanti ragazzi, con le loro famiglie, con le associazioni, con Don Fabio, con l'amministrazione, noi auguriamo a tutti buon Natale. Inaugurato il Christmas Town, il più grande parco del sud Italia, fino al 6 gennaio, tutti immersi nel magico mondo dei sogni alle Ciminiere di Catania. Ce ne parlano meglio i colleghi. Buon Natale, benvenuti! Tanti coriandoli come neve, banda musicale, giochi, personaggi a tema. Catania si tinge di rosso e di luci sfavillanti. Il parco tematico più grande del Sud Italia è stato inaugurato, il Christmas Town. Credere, sognare, sperare insieme un mondo migliore. È ufficialmente iniziato il periodo in cui tutti, anche solo per un attimo, possono ritornare bambini e dare spazio all'immaginazione, lasciandosi trascinare dall'entusiasmo che solo i bambini riescono a regalare. Christmas Town elegge Catania come meta turistica della Sicilia fino al 6 gennaio 2025, tutti immersi nel magico mondo dei sogni. Questa mattina ci ha sorpreso l'organizzazione nel vedere le ciminiere allestite in maniera impeccabile e si è trasformato davvero tutto in un villaggio di Natale. Come amministrazione comunale siamo stati vicini all'organizzazione dell'evento, facendo la sinergia tra noi, Città Metropolitana, FCE e tutte le istituzioni che ci hanno aiutato, comprese Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, in modo tale che questo evento sia un evento importante sia per la città, per i bambini, ma anche per l'economia della città. Ciao bimbi! Ciao bimbi da Babbo Natale, da Christmas Town, Catania, Sicilia, per chi magari non la conoscesse bene Catania. Quest'anno Christmas Town vi meraviglierà perché rispetto all'anno scorso è stato ampliato. Abbiamo una casa di Babbo Natale che avrete modo di vedere e di constatare di persona. Babbo Natale è una realtà e si porta nel cuore. Per chi crede in Babbo Natale non è perché soltanto la figura, ma perché lo porta nel cuore, e questo fa sì che questo believe, come è scritto in inglese, ma è credere, che si porti veramente nel cuore, in maniera che si realizzi ogni desiderio. Gli auguri cosa vuole dire? Facciamo gli auguri non solo ai bimbi, a tutti, no? Certo, i bimbi facciamo tantissimi auguri e raccomandiamo di non fare i monelli, perché poi la mamma e papà si arrabbiano e i regali poi non arrivano, perché
Lo dicono a Babbo Natale. Mi raccomando, allora fate i bravi, se no niente regali. Baci, baciuzzi da Babbo Natale. Christmas Town, buon Natale. È partita la campagna di comunicazione contro il caro voli. La regione siciliana ha realizzato un video per pubblicizzare le misure che dal 7 dicembre al 6 gennaio consentiranno ai siciliani nati o residenti in Sicilia di ottenere sconti o rimborsi fino al 50%. Vediamo il video promozionale. Si dice che i siciliani si dividano in due grandi categorie, quelli di scoglio e quelli di mare aperto. I siciliani di scoglio, se si allontanano dalla Sicilia, sentono sempre il bisogno di tornare. Mai potrebbero immaginare di vivere lontano. Quelli di mare aperto, invece, riescono a vivere distanti, ma vi fanno ritorno ogni volta che possono, attratti dal suo irresistibile magnetismo. Che tu sia residente in Sicilia o altrove, un siciliano è prima di tutto un siciliano. E se quest'anno desideri trascorrere le festività assieme ai tuoi cari, puoi volare da loro. Dalla vigilia dell'Immacolata all'Epifania, il costo del biglietto ti verrà scontato o rimborsato del 50%. Questo è il modo della regione siciliana di augurarvi buone feste. Scopri di più sul sito dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della regione siciliana. Linea alla regia per la pubblicità. La copia dell'emblema della gazzella è stata collocata nella sua domus su iniziativa del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Le interviste. Quest'area a gennaio sarà al centro di un percorso nuovo che abbiamo predisposto e che collegherà il teatro ellenistico, il quartiere ellenistico romano, i monumenti all'interno dell'area del museo, il Buleterion, l'Ecclesiasterion, il Tempio Romano, e la visita terminerà all'Ipogeo Giacatello, e quindi un itinerario nuovo che si apre, una nuova parte più alta della Valle dei Templi messa a disposizione dei visitatori. Un'iniziativa che va letta anche in chiave didattica e di conoscenza anche per il grande pubblico, che potrà capire meglio perché questa casa si chiama Casa della Gazzella, denominazione diciamo che era sicuramente nota agli esperti e agli addetti al settore, ma adesso diciamo, è di immediata comprensione anche per il grande pubblico. L'idea del progetto nasce dopo il restauro del pavimento dove era collocata la gazzella, che aveva lasciato questo vuoto essendo musealizzato dagli anni 50, per cui abbiamo scelto una delle scuole più prestigiose di Ravenna per avere la possibilità di avere il massimo. In realtà si è concluso nel miglior modo possibile. Adesso i visitatori potranno vedere nel suo contesto e avere una lettura integrale di quello che era il pavimento di questa domus così importante, che il proprietario riceveva in questa sala tutti gli ospiti. Per noi è un motivo di grande orgoglio avere ricevuto la commissione di rifare il mosaico della Gazzella. Tenete presente che siamo una scuola, un liceo, non un ente che lavora per la committenza, ed essere qui oggi in questo meraviglioso parco della Valle dei Templi è davvero una grande emozione, siamo molto soddisfatti. Il lavoro è stato realizzato, oltre che da Giorgia, con una borsa di studio, anche dagli ex allievi del corso di restauro, ex allievi ed ex insegnanti. Il professor Paolo Raccagni, che ha gestito tanti siti della Sicilia assieme ai ragazzi proprio, è venuto qui in Sicilia con le classi e ha lavorato negli scavi con i ragazzi della scuola e ci ha aiutato tantissimo nella realizzazione di questo lavoro. E per realizzare il mosaico della Gazzella abbiamo impiegato circa un anno, perché soprattutto nella ricerca del materiale, quindi nella realizzazione del campionario, abbiamo dovuto veramente trovare dei materiali che rendessero veramente giustizia a quello che era originariamente il mosaico pavimentale.
Grande festa per il gruppo Scout Agrigento 3 che ha spento 40 candeline. Il servizio. Grande festa per il gruppo Scout Agrigento 3 che ha spento 40 candeline ricordando il suo percorso storico insieme a capi, ragazzi, famiglie e numerosi ex membri del gruppo. Durante la serata di festa tanti sono stati i momenti vissuti insieme. Si è iniziato con la cerimonia dell'alzabandiera, quella del rinnovo della promessa. Successivamente ogni branca ha condiviso dei momenti tipici di animazione scout. Non sono mancati la Santa Messa, un momento ricco di preziosi interventi degli ospiti della serata, ex scout che hanno raccontato la loro esperienza vissuta nel gruppo, per concludere con un cerchio finale attorno al fuoco in pieno stile scout. È stato un momento toccante, come hanno raccontato Stefania Zambuto e Emanuele Montalbano, capigruppo, segnato dalla gioia della condivisione, dal desiderio di raccontare il passato e da una forte spinta verso il futuro, con l'obiettivo di continuare a rafforzare il nostro impegno educativo, offrendo ai ragazzi esperienze che li spingono a mettersi alla prova e fare scelte responsabili. Il gruppo Scout Agrigento 3 ha sede nel quartiere agrigentino del villaggio Peruzzo presso la parrocchia San Pio X, accoglie i bambini e ragazzi dagli 8 ai 21 anni, accompagnandoli in un percorso di crescita basato sui valori dello scautismo, della vita cristiana. Attualmente il gruppo è composto da una comunità capi di 23 adulti e 120 ragazzi suddivise nelle branche, lupetti, reparto e clan, offrendo attività che spaziano dall'avventura all'impegno civico e sociale, con l'obiettivo di promuovere l'autodeterminazione, il rispetto del prossimo, l'inclusione e la capacità di discernimento. Presentati ieri a Naro i risultati finali del progetto ASPAS Varietà Culturale per la coltivazione dell'asparago, un progetto finanziato dall'Unione Europea per tramite la Regione Siciliana nell'ambito della misura 16.1 del PSR. Le interviste ai relatori. Presidente, oggi la conclusione del progetto ASPAS Innovazione Varietà e Culturale qui a Naro. È la conclusione di una bella esperienza, di un'esperienza che ha messo assieme delle aziende private, il mondo dell'università con l'Università di Catania, il mondo della ricerca con il CREA di Bagheria e di Montanaso, e devo dire con una cultura eccezionale, quella dell'asparago coltivato nel nostro areale. È stato fatto un campo sperimentale a Scoglitti, nel Ragusano, è stato fatto un campo sperimentale in territorio di Naro proprio per vedere come si comporta questa splendida cultura nelle diverse altitudini e con delle condizioni climatiche e di terreno diverse. Un ottimo risultato, chiaramente migliorabile come tutte le cose che dobbiamo fare, ma lo si è fatto all'insegna della cooperazione, all'insegna della sostenibilità, che poi sono le cose fondamentali se vogliamo vincere la sfida del futuro in agricoltura. Oggi più che mai, con i cambiamenti climatici, con la globalizzazione, con tutti i prodotti che vengono dal resto del mondo, solo se si fa squadra, se si fa ricerca, se c'è la sostenibilità delle coltivazioni stesse, e allora questa sfida la possiamo vincere. Facciamo un po' una sintesi di ciò che è stato questo progetto. Questo progetto ha voluto portare sul territorio la coltivazione dell'asparago comune. È una cosa che da noi è poco consumata e anche poco prodotta. Ci sono solo poche esperienze nel passato in alcuni angoli della Sicilia, ma non con le nuove varietà. Si è portata avanti una sperimentazione in 2 campi sperimentali, uno in territorio di Vittoria e uno in territorio di Naro, nella mia azienda, nel caso specifico, con dei risultati veramente interessanti. Si è visto un acclimatarsi della pianta nel nostro territorio che può dare un futuro economico per una peculiarità ambientale eccezionale, e si avrebbe addirittura una produzione che cade in un periodo primaverile che per le nostre zone frutticole e viticole è un momento poco impegnativo per la manodopera. Quindi abbiamo un ottimo risultato sia per quanto riguarda le piante sia dal punto di vista economico, perché è un prodotto che verrebbe a prodursi in maniera anticipata rispetto alle altre zone di produzione italiane e quindi troverebbe un mercato non saturo e con prezzi abbastanza alti. Una conclusione oggi del progetto GoAspas, Innovazione Varietà Culturale, in cui voi siete stati anche coinvolti ovviamente
da un punto di vista attivo e fattivo e logistico? Sì, diciamo che oggi c'è l'incontro definitivo, conosceremo i risultati definitivi di questo interessantissimo progetto di ricerca finanziato con la sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 14-22 sulla coltura dell'asparago, un ortaggio veramente molto interessante, credo un po' sottovalutato dal punto di vista del consumatore finale, però è molto interessante perché ha un elevatissimo contenuto in sali minerali, vitamine e quant'altro. Quindi assisteremo veramente alle conclusioni di questo progetto veramente molto interessante. Presenti a questo progetto Guaspas, voi siete stati coinvolti da Confagricoltura? Sì, assolutamente, ringrazio infatti il presidente di Confagricoltura Rosario Ragona, nonché capofila del progetto GoAspas, per aver invitato l'Istituto Alberghiero Ambrosini a presenziare a questo importante momento conclusivo di un progetto già iniziato parecchio tempo fa. Noi come istituto alberghiero, caratterizzato dai servizi per l'enogastronomia, mettiamo particolare cura nella scelta ovviamente dei prodotti che vengono non soltanto utilizzati all'interno dei nostri laboratori, quindi durante le esercitazioni pratiche, ma anche proprio cerchiamo di valorizzarli ed esaltarli ogni qualvolta partecipiamo alle manifestazioni. Spesso nascono delle collaborazioni eccellenti tra per esempio i consorzi, recentemente ne abbiamo stilata una con il consorzio di tutela del pistacchio di Raffadali e speriamo che da questo momento di incontro possa nascere una collaborazione tra l'Istituto Alberghiero e il GoAspas. Siamo onorati di questo invito perché nella mia scuola c'è l'indirizzo IPA, quindi i ragazzi del nostro istituto. Abbiamo anche un'azienda agricola dotata di una serra domotica. I ragazzi si recano 2 volte a settimana presso l'azienda, vanno a lavorare proprio nella serra, quindi per loro è una grande opportunità partecipare a questa conferenza. Oggi la conclusione qui a Naro del progetto Aspas, voi siete stati coinvolti in maniera determinante. Ecco, si arriva a questa conclusione dopo 2 anni di attività. Ci faccia appunto una sintesi. 2 anni di attività ricchi di attività scientifico-tecniche, diciamo così, e di risultati che hanno permesso di verificare l'adattabilità di nuove cultivar di asparago all'ambiente del Mediterraneo, di implementare e ottimizzare alcune tecniche colturali, quindi pratiche agronomiche finalizzate a migliorare la competitività della cultura e anche la sostenibilità ambientale ed economica. Sono in particolare stati attenzionati chiaramente la produttività sotto l'aspetto quantitativo, la possibilità di aumentare la competitività della coltura nei confronti delle erbe infestanti, pacciamatura, insomma tutta una serie di tecniche che hanno permesso di migliorare la produzione sotto il profilo quantitativo, ma anche migliorare la redditività e sostenibilità della cultura. Oggi raccogliamo i frutti di quella che è una competenza applicata al campo, un'innovazione che riguarda non soltanto l'economia, chiaramente la coltivazione dell'asparago, ma che ha un taglio più ampio, che è quello territoriale, che è quello di portare avanti nuove tecnologie che possono dare un risvolto non solo al territorio ma anche all'economia. Oggi sono state coinvolte anche le scuole, un parametro importante perché è proprio nei giovani dove confidiamo e deponiamo quelle che sono le speranze di un futuro, dove possano continuare a vivere in questo territorio importante come quello della Sicilia, pieno di innovazioni, di opportunità e di grande speranza per vivere continuamente verso un progetto migliorativo che abbia la tutela dell'agroalimentare, che abbia la tutela dell'ambiente e dell'economia ecosistemica che riguarda il nostro territorio. Allora, noi ci siamo occupati della coltivazione di ibridi di asparago in tunnel in pienaria e della caratterizzazione dei turioni da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Ci siamo occupati dell'analisi biochimica dei turioni per andare a vedere il contenuto in composti bioattivi e quindi la qualità, il valore nutraceutico dei turioni. Le recenti piogge hanno certamente mitigato la siccità nell'isola e fanno ben sperare per il futuro. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani.
La Sicilia continua a vivere una situazione drammatica sul fronte della gestione delle risorse idriche, mentre alcune piogge recenti hanno temporaneamente alleviato la pressione su alcuni bacini come quello dell'Ancipa. La crisi legata alla siccità e alla cattiva gestione infrastrutturale come per la diga Trinità richiede interventi urgenti e strutturali. Gli ultimi sviluppi dimostrano come la regione sia stretta in un complesso intreccio di problemi ambientali, sociali ma anche di gestione. L'associazione I Guardiani del Territorio ha infatti consegnato al Ministero delle Infrastrutture un documento strategico sulla crisi della diga Trinità di Castelvetrano. Questo invaso, fondamentale per l'agricoltura e per l'approvvigionamento idrico della zona, è già al centro di una situazione drammatica. Il documento, frutto di un lavoro scrupoloso e condiviso, analizza così in dettaglio le problematiche della diga e offre soluzioni concrete e sostenibili per risolvere definitivamente le criticità. Durante l'incontro i tecnici ministeriali hanno espresso grande apprezzamento per il contenuto della proposta, riservandosi di valutarla attentamente. Hanno inoltre annunciato l'intenzione di convocare un tavolo tecnico per approfondire le soluzioni prospettate, programmare interventi concreti. Nei giorni scorsi la stessa proposta era stata presentata a Marsala, l'assessore regionale all'agricoltura, che aveva sottolineato l'importanza di intervenire con urgenza per tutelare il settore agricolo e le comunità locali. Sul fronte delle risorse, lo ricordiamo, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci ha annunciato uno stanziamento di 28 milioni di euro per affrontare la crisi idrica in Sicilia. Questa cifra si aggiunge ai 20 milioni già deliberati dal governo nazionale a maggio, quando fu dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Musumeci ha spiegato che i fondi saranno utilizzati per completare attività previste dal Codice di Protezione Civile e per avviare interventi urgenti, sottolineando come l'istruttoria condotta a livello nazionale sia stata accurata e basata su esigenze tecniche. Tuttavia, mentre lo stanziamento rappresenta un passo importante, restano dubbi circa la capacità della regione di tradurre queste risorse in soluzioni durature. Oltre alla siccità, infatti, la crisi idrica in Sicilia è aggravata da decenni di cattiva gestione delle infrastrutture. La rete idrica dell'isola perde il 40% dell'acqua a causa di condutture obsolete, mai adeguatamente mantenute. La regione ha così annunciato interventi per il potenziamento delle reti e la costruzione di nuove condutture come quella di Agrigento, ma i tempi sono lunghi e le risorse non sempre sufficienti. Intanto il presidente della regione siciliana ha recentemente sorvolato in elicottero i principali bacini dell'isola per valutarne le condizioni. Durante il sopralluogo Schifani ha riconosciuto l'impatto positivo delle piogge recenti, ma ha anche evidenziato l'importanza di una gestione oculata. Senza il razionamento imposto nei mesi scorsi, l'acqua si sarebbe comunque esaurita a settembre. Ancipa, prima fra tutti. Decisioni difficili, dice il presidente, ma necessarie, hanno infatti permesso di garantire riserve minime per tutti. Prima giornata del 44esimo Paladino d'Oro Festival internazionale di cinema sportivo. Esattamente, oggi comincia la kermesse di più di 300 film selezionati e chiaramente giudicati da una commissione molto importante, molto vasta, internazionale. Vorrei dare solo qualche piccolo spunto perché non vorremmo spoilerare tutto quanto. Film in gara, prima le categorie, allora sport, film, Olympic, Paralympic, football e l'altro cinema, che è la categoria chiaramente che prende anche film che non trattano esplicitamente di sport. Voglio un attimo partire dagli italiani, sicuramente adesso vinco io, la storia di Marcello Lippi raccontata un po' dai protagonisti, quindi Totti, Cannavaro, Zidane, Del Piero, Ferrara, insomma me ne vengono in mente alcuni. Un documentario bellissimo, molto emozionante, molto particolare che vi entusiasmerà, di Paolo Geremei, diciamo la regia Paolo Geremei, Simone Paragnoni. E poi un altro film italiano molto importante, Sempre per sempre, che tratta della nazionale, le varie nazionali maschile e femminile, tutti i loro successi. Hanno vinto i mondiali, hanno vinto gli europei, hanno vinto tante cose. Ecco, una narrazione anche questa molto entusiasmante, regia di Mario Maellaro. Ci tengo, scusate l'entusiasmo, ma è proprio che i registi vanno menzionati
complimenti perché insomma hanno fatto chiaramente una fatica non indifferente. Poi Mungier, spero di averlo pronunciato bene perché è un nome particolare, regia di Fatmir Ilir Bardoci, selezionato anche al Festival di Venezia. Chiaramente questa è una storia particolarissima e molto appassionante, un ex atleta di arti marziali al quale uccidono un amico a lui molto caro, e da lì partirà tutta una serie di avventure perché lui cercherà di vendicarlo in ogni modo, mettendosi anche contro la mafia, insomma russa credo, e altro, e tanto altro. Vi aspettiamo numerosi, non mancate. Io sono il nuovo direttore artistico, vi do un bacio e il Paladino d'Oro vinca per sempre. Passiamo allo sport, il nuovo arrivo in casa Akragas, il giocatore Luca Di Modugno, un difensore pugliese classe 2001, un rinforzo per il neoallenatore Favarin che potrà debuttare nel prossimo incontro con la Nissa. Intanto una panoramica dei prossimi appuntamenti della seconda e terza categoria che ci traccia il collega Carmelo Lentini. Un tassello importante per lo scacchiere tattico del tecnico Giancarlo Favarin. Arriva in biancazzurro infatti Luca Di Modugno, difensore pugliese di Trani, classe 2001, che può ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di quinto di centrocampo. Ha accumulato significative esperienze con Foggia e Brindisi, con cui ha ottenuto anche una promozione dalla Serie D alla Serie C. Negli ultimi 4 anni ha timbrato 130 presenze nel calcio professionistico. Tra le tante esperienze quella dei preliminari di Conference League contro l'Istanbul. Di Modugno è già a disposizione del tecnico biancazzurro e potrebbe debuttare in occasione della prossima gara esterna con la Nissa. In seconda categoria il Cenciana, battendo 2-1 il Giuliano, si laurea campione d'inverno con 4 punti di vantaggio sul River Platani, che ha osservato il turno di riposo. Il Priz si conferma terza forza del campionato con la vittoria di 4-3 sul Bosco 1970, mentre il Calatafimi piega di misura l'Atletico Marsala, mentre Castellammare 3-1 sul Partanna. Tra Partinico e Alessandro La Rocca, unico pareggio della giornata 0-0. Adesso pausa natalizia con ripresa prevista per il giorno 5 di gennaio del 2025. Termina invece in parità il super match della giornata di terza categoria tra Burgio e Atletico Favara. 2-2 il risultato finale che favorisce il Don Bosco Casteltermini che, superando lo Sporting Akragas 5-4, conquista la vetta della classifica solitaria con appena un punto di vantaggio nei confronti del Favara Calcio. Grandinata di reti di quest'ultima, vuol dire del Favara Calcio, compagine che affonda l'Empedoclina B con ben 14 reti. Così ricordiamo i risultati di questa giornata. Don Bosco batte Akragas Sporting 5-4, Porto Empedocle Atletico Real Monte 1-1, Bovo Marina Montallegro Montisicani 4-1, Burgio Atletico Favara 2-2, Favara Calcio batte Empedoclina B 14-1, Muxara Atletico Gattopardo 1-2. Questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul nostro canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.